Siamo con Raffaele Padrone, vice segretario nazionale del sindacato FSP Polizia. Buonasera Padrone, Buonasera, col buonasera quale ai solitamente telespettatori. parliamo di temi legati alla sicurezza e anche questa sera parleremo, siccome è stato un fine settimana all'insegna della Movida ed era anche prevedibile, no? Sì, Movida anche violenta perché ci sono stati molti episodi sopra le righe da Palermo a Roma, a Bologna fino ad altre città del nord Italia. sì, E ovviamente in prima linea c'era la polizia, no? sì, c'era la Immagino che lei... polizia, c'erano le forze dell'ordine, abbiamo visto, mi pare anche su i social, sono passati dei video un po' Sì, ci sono fastidiosi. state anche, c'è stata l'esplosione di una bomba carta Sì, a Roma. fortunatamente non ci sono stati feriti, questo lo volevo precisare, non ci sono stati feriti, però paghiamo una situazione di lockdown, veniamo da una situazione di chiusura totale ed era prevedibile, tant'è che le circolari ministeriali insomma erano già giunte e sono giunte nelle prefetture e nelle questure, quindi l'attenzione che è stata posta era tra virgolette, insomma, già un'attenzione che conoscevamo. Diciamo che questi episodi purtroppo sono riconducibili, come dicevo a inizio discorso, da queste chiusure, però c'è anche l'educazione che viene meno. È chiaro che se voi vedete i video, parliamo di Movida, parliamo di persone di una certa età ed è difficile a una certa età tenere circoscritta questa situazione, tenere a casa i ragazzi. I ragazzi, tra le altre cose, ad esempio ho visto dei video di Bologna, tutti i ragazzi all'università, a me è capitato di essere a Perugia e trovare una città universitaria, vi lascio immaginare cosa è alla sera, quindi le lamentele delle persone, schiamazzi, queste cose qui. Fortunatamente Pordenone non è né una città grande né una città che si presta molto a queste situazioni, però io l'ho sempre detto, tutto il Friuli si è comportato bene e il Friuli sarà una di quelle regioni che passerà in zona bianca. Il problema sarà dopo, il problema sarà il periodo chiaramente estivo, sarà Il problema sarà dopo il l'estate perché se turismo, è dovesse chiaro. succedere, e Dio non voglia, che dopo l'estate, nonostante la campagna vaccinale, ci saranno di nuovo altre restrizioni, altri lockdown, non so come potrebbe reagire la gente a questo punto. Questo è, è il grave pericolo, perché oggi vediamo i giovani, il problema è che il lockdown non è a fasce di età e quindi ti impedisce di uscire a qualsiasi età. Vediamo che gli orari e i ristoranti si stanno adeguando nei limiti, no? Nei limiti della legalità, col fuori e dentro, con le porte aperte, con i finestroni aperti, ma d'altronde noi non siamo, l'ho detto, non siamo lì alla caccia, no? Delle streghe di chi sta sbagliando di un metro perché dentro o fuori è considerato tra l'altro anche il clima. Però voglio dire, se succede una cosa del genere io credo che avremo l'ordine pubblico alzerà l'asticella dell'operatività e quindi un'attenzione sicuramente maggiore. Sta a noi, credo che il direttore, è inutile dirlo, sta a noi perché i dati in questo momento ci danno ragione, il comportamento, ripeto, dei friulani è ineccepibile e tutto sommato anche dei giovani perché se andiamo a guardare i dati proprio veri e propri, insomma, siamo nella normalità, perché se vediamo dei ragazzi che stanno bevendo al tavolo, nessuno, voglio dire, va a controllare se ha messo giù il bicchiere in un secondo e quindi deve tirare sulla mascherina, perché ricordiamo che poi quando tu sei al tavolo, se non stai più consumando, dovresti tirare su di nuovo la mascherina. La mascherina che forse dal 1° di agosto dovrebbe essere eliminata, perché così ha detto Draghi, e quindi anche lì ci dovremmo essere. L'invito per chiaramente, visto che l'unica cura, perché poi parliamoci chiaro, l'unica cura è che stanno
proponendo è quella del vaccino, più persone si vanno a vaccinare, forse prima usciremo. Questo è un discorso che non esula da quello che è il no vax e discorrendo. Io dico che allo stato attuale, se tu vuoi andare in certi posti ti impongono la mascherina e il vaccino, bisogna mantenere la mascherina e il vaccino, c'è poco da fare. Sarà l'obbligatorietà, ci troveremo in questo senso, c'è chi studierà l'attività anticostituzionale per capire se avevano ragione i Novax o quelli che fino ad adesso si sono attenuti a una linea corretta imposta dai decreti legge, da Conte in poi. Va bene. Dobbiamo fare invece un plauso a chi sta organizzando questa cosa, ma soprattutto agli operatori, ai volontari che sono lì, a parte i medici che sono chiaramente in prima linea ormai da tanti mesi, così i medici dell'ospedale, così i volontari delle Croce Rosse. Un plauso va a loro perché li vedo impegnati in tutte le città, ma forse ci sarebbe da regolare meglio la situazione per non trovarsi magari incavallate. Grazie a voi. Vedremo cosa succederà. Grazie. Grazie. A Raffaele Padrone. Abbiamo un ospite anche in Veneto perché con Alessio Conforti c'è Luca Tollon, consigliere comunale di San Michele al Tagliamento.